Ancora un incidente grave lungo la Romea, all'altezza di Giare di Mira. La statale della morte è nuovamente protagonista in negativo questa mattina, quando un motociclista è rimasto gravemente ferito in un incidente che ha visto coinvolta anche un'auto e come sempre si sono formate subito lunghe code. Strade venete che rimangono al di sopra della media nazionale come tasso di mortalità secondo il rapporto ACI-Istat relativo al 2014. In totale in Veneto si registrano quasi 14.000 incidenti con 325 morti e 19.500 feriti. L'obiettivo, come abbiamo visto, della Comunità Europea è per il 2020 di dimezzare il numero dei morti in Europa. L'Italia su questa strada si trova, diciamo, in una media. Il tasto più dolente, mentre a livello nazionale è addirittura d'arrivo la legge sull'omicidio stradale per combattere i pirati della strada, arriva proprio dal numero delle vittime, 28 in più del 2013. L'incremento è in controtendenza rispetto al dato nazionale ed europeo. La maggior parte degli incidenti avviene nelle fasce orarie centrali del giorno, tra le 10 e le 17. I più colpiti sono pedoni e ciclisti e in aumento sono le vittime con più di 65 anni di età. La fascia più colpita sono i pedoni. A Padova l'anno scorso erano 7 e quest'anno sono 11, cioè 2014. Indubbiamente i pedoni e i ciclisti sono le nuove fasce che corrono maggior pericolo. Scorrendo le province, in cima alla classifica regionale c'è Padova con oltre 3.000 incidenti che avvengono quasi interamente lungo le strade urbane, anche se i morti si registrano numerosi anche sulle extraurbane. Dietro a Padova ci sono Verona e Venezia, quindi Vicenza e Treviso, tutte con un numero di incidenti tra 2.000 e 3.000 nel corso del 2014. Molto più indietro, attorno ai 500, chiudono la graduatoria Belluno e Rovigo. Il primato dei decessi spetta però al capoluogo scaligero, che condivide il podio con Venezia e Treviso e detiene anche il record dei feriti. A Padova invece i morti diminuiscono del 15%. Il mese nero è ottobre. I giorni più pericolosi, rimanendo al capoluogo euganeo, sono soprattutto il mercoledì e il sabato, che complessivamente nel corso del 2014 hanno fatto registrare quasi la metà dei decessi dell'intero anno.